stati bravi a cantare il canto in inglese, vero? Ora assisterete ad uno spettro, una scenetta. Autunno e inverno. Speriamo che i miei 4 compagni se la cavino bene. Stiamo a vedere. Che Dio ce la mandi buona. Basta, chiudete le bocche. Quando aspettate. Ehi! Sbagliano con le cose, la penseranno, la stagione autunnale e la stagione invernale. L'autunno e l'inverno incontrano il primo, quindi finalmente l'altro giunge con un grande ramo davvero. Finalmente arrivi. Credevo che ti fossi sparito. Hai fretta, forse. Lo sai che non posso correre. Sono vecchio e pieno di male. Lo so. Ma io sono così stanco. Non vedo l'ora di riposarmi un po'. Infatti, i campi sono seminati, Luca ha dato il vino e le castagne sono sempre la gioia dei bambini. Ma c'è freddo e io non posso andare a pesca con mio papà, quel bel tornello che ho pescato. Quando è verno, tutti stiamo male. E i poveri sono sempre tanti. Purtroppo sì. Se tu sapessi con che spavento li vedo arrivare, non li tratterò mai. Ho portato per loro sulla nostra Sicilia giornate di tiepido sole. E in questa scatolina, indovina che cosa c'è? La carità, che regaleremo ai ricchi perché imparino a donare ai poveri. Ora scusami, devo proprio andare. Ci rivedremo tra un attimo. Buon lavoro. E a te, buon riposo. per favore, se non c'è silenzio non cominciate. In questi giorni, camminando per l'estate, dappertutto si vedono belli, belli, polpi, piccoli e grandi. Sai, anche a casa mia ho un meraviglioso abete a cui appeso le palline colorate, fili argentati e dorati, candeline e ai piedi dell'albero tanti doni. E che bel profumo di resina emana l'abete per tutta la casa. Sembra di essere in campagna. Ma vi siete mai chiesti perché è stato scelto l'abete come albero simbolico del Natale? Ora i miei compagni ve lo dimostreranno narrando La leggenda dell'abete. Foresta Verde. Io col papà e il fratellino, mentre la mamma